do il benvenuto a tutti voi che ci seguite, che siete qui presenti per questo secondo appuntamento del ciclo di incontri Quadrante Tedesco. Come sapete, è parte del corso di laurea in mediazione culturale dell'Università di Udine. Do un caloroso benvenuto a Tobias Piller, che saluto anche a nome della professoressa Elena Polledri. Ecco, la professoressa Polledri ci segue e si rammarica di non poter intervenire direttamente per motivi tecnici. Ringrazio il collega, professor Simone Costagli, che ci aiuta nella realizzazione di questo evento e tutti gli altri colleghi che sono collegati con noi. Conosco Tobias da molti anni. Ho avuto modo di apprezzarne le qualità di profondo e acuto conoscitore della realtà italiana, come corrispondente per lungo tempo della Frankfurter Allgemeine Zeitung da Roma. È un grande amico del nostro paese e quando lo critica lo fa con intelligenza e con evidente affetto. Possiamo definirlo un tedesco italiano e adesso, che è a Francoforte, un italiano tedesco. Attualmente è nella sede della Frankfurter Allgemeine Zeitung, nella sede economica del quotidiano francofortese. Per molti di voi è probabilmente un volto familiare, per essere stato ospite di molte trasmissioni televisive italiane. Con il dottor Pillar parleremo delle relazioni tra i nostri due paesi, anche con riferimenti, se Tobias lo ritiene opportuno, alla nostra macroregione del nord-est e le sue intense e oramai storiche relazioni con la Germania. Do la parola a Tobias Piller per poi, come di consueto, aprire un dialogo con lui. Chi ci segue a distanza potrà alzare la mano o scrivere le domande nella chat. Ecco, chiedo la cortesia a chi ci segue da distanza di togliere l'audio. Ecco, Tobias. Buonasera, grazie per l'invito. È un piacere anche se a distanza stare con voi e discutere su Germania e Italia. E grazie della presentazione in questo contesto del mio grande interesse per l'economia italiana, anche dell'apprezzamento dell'Italia da un lato, ma dall'altro lato direi anche che faccio il tifo per un'Italia che forse vuole anche rinnovarsi, ristrutturarsi, prendere possesso di tutte queste forze che ha in sé, e in questo forse sarete d'accordo qualche volta che c'è anche qualche volta qualcosa da criticare. Visto che adesso è un corso di mediazione culturale, permettete che faccia forse un plaidoyer per un'analisi molto di chiaroscuro di tutti e due i paesi, ma anche delle relazioni, perché a me sembra di stare davanti a due tipi di descrizione delle relazioni italo-tedesche. Da un lato c'è questa descrizione ufficiale, così si incontrano i politici, gli economisti e dicono quanto siamo bravi nello scambio di merce, quanto siamo anche importanti come mercati uno per l'altro, quanto è importante la fornitura di pezzi per la produzione in un paese e nell'altro. Tutto vero, tutto importante, così per la Germania l'Italia è uno dei più importanti partner, comunque non il primo, tipo 4-5 di solito ultimamente. Per l'Italia la Germania è il primo partner nello scambio di merci. Poi sì, questo se lo dicono i politici, questo anche una ragione per avere delle relazioni buone anche economicamente. Poi ci sono queste visite dove gli italiani cercano di essere diplomatici in Germania,
dove i tedeschi cercano di trovare belle parole per l'Italia e anche da un lato cercano di evitare di fare così l'insegnante che vuole dare così i voti alla politica economica italiana e poi gli italiani qualche volta anche hanno piacere di avere un malinteso, di prendere tutto per una notizia come se fosse come se fosse stato detto tutto. Ma poi io trovo che ci sono tante altre dimensioni nella relazione anche economica tra l'Italia e la Germania, e in quel senso voglio invitarvi di guardare alle cose in modo più profondo. Così, da un lato trovo che ci sono tanti modi in Italia e anche in Germania per fare polemiche uno sull'altro. Vi ricordo un po' di cose su le discussioni nei ultimi anni su la dittatura dell'austerità della Germania. Diceva il primo ministro Renzi così: i tedeschi non ci permettono di crescere perché solo se facciamo deficit possiamo crescere di più, e come questi tedeschi non ci permettono di fare più deficit, allora siamo condannati a bassa crescita. E se facciamo un po' di analisi solo su questa ipotesi, la trovo assolutamente assurda, in parte anche stupida, perché da un lato Renzi cercava di avere più soldi da spendere, ma per una ragione banalmente elettorale, per avere più spazio per fare regali elettorali ai suoi elettori, e regali a breve termine, non qualcosa che poteva far crescere l'Italia. Poi tutta questa storia, fare più deficit uguale più crescita, non vale, perché altrimenti i paesi che hanno fatto più deficit dovrebbero essere anche i campioni di crescita, la Grecia, l'Italia e così via. Non lo sono. Poi vediamo anche i numeri stessi del governo Renzi. Renzi aveva fatto sempre questi DEF, questi documenti di economia e finanza, con così il programma di spesa, il programma economico per la finanza pubblica per l'anno attuale e i 3 anni seguenti, che erano un pochino il framework per la finanziaria dell'anno seguente. Se volete guardare questo DEF del governo Renzi del 2014 e vedere quanto voleva spendere negli anni seguenti, poi lo prendete così i numeri effettivi che sono stati poi raggiunti nei 4 anni di Renzi e di Gentiloni, vedete che ha speso 80 miliardi di euro in più di deficit di quanto aveva voluto spendere. Vi è mai stato detto questo? In politica certamente non è mai abbastanza così la fodera che si può dare agli elettori, e certamente i politici del PD non hanno mai voluto fare riferimento a questo. Allora si vede quanto è assurdo questa ipotesi. Dopodiché fa anche vedere che c'è una profonda incomprensione sui veri ragioni della crescita tra la Germania e l'Italia. Germania totalmente incapace di comunicare qual è il proprio modello di crescita. Il modello di crescita in Germania non è spendiamo di più come soldi pubblici, perché possiamo anche pensare che forse i soldi pubblici non sono così una parte molto efficiente dell'economia, almeno non sempre. No, in Germania l'idea non è fare grande spesa pubblica, ma l'idea è aumentare il numero di occupati. E negli anni di Merkel come cancelliere, dal 2004 al 2021,
abbiamo avuto, dal 2005 al 2021, abbiamo avuto più o meno 5 milioni di posti di lavoro in più. Certamente questi pagano contributi, pagano tasse e anche fanno risparmiare sui costi della disoccupazione, sui costi per sostegno sociale. Insomma, alla fine, così i soldi i soldi a disposizione del pubblico sono sempre aumentate e fortemente e politici tedeschi, per niente austeri, sono sempre corsi a spendere qualsiasi soldo in più che era entrato, ma alla fine del giorno non hanno speso così velocemente in quanto sono cresciuti i soldi in cassa. E questo ha permesso poi di avere deficit zero per diversi anni. Ma niente austerità, niente di tutto questo. Ma allora in questo discorso tra Germania e Italia si vede che la discussione pubblica è lontanissima da quanto sono i fatti. E questo trovo abbastanza deludente. Ma specialmente nella discussione pubblica italiana, così la Germania è l'ideale punching ball, perché è certamente un paese che sta dall'altro lato quando si discute su quanto è possibile spendere in più come spesa pubblica, quanto può fare in più di debito l'Italia e anche quando si deve ridistribuire dei soldi in Europa così a favore dell'Italia, a sfavore dei contribuenti tedeschi. In questo il punching ball è sempre lì e è abbastanza utile. In Germania invece vedo che c'è sicuramente una grande disinformazione perché non si capisce niente della politica italiana, non si può entrare, non c'è tempo di entrarci e i politici cominciano con la loro politica dal paese proprio, dall'America, dalla Francia, dalla Cina, anche la Russia e l'Italia purtroppo è un po' più in fondo alla lista delle priorità. Allora sono in quel senso ignoranti e anche disinteressati e lasciano correre quello che succede in Italia. Ma alla fine del giorno non abbiamo avuto solo delle storie di una politica dove c'è una profonda divergenza, diciamo, di interpretazione, come si potrebbe chiamare tutto questo che ho appena descritto. Ma ci sono stati anche vere e proprie cose che io chiamo banalmente delle menzogne, tipo la Germania ha regalato 2 volte tutti i debiti, nel 1953 e nel 1990. Non mi risulta. Diceva una politica italiana, una parlamentare, ma tanto noi italiani abbiamo finanziato la unificazione. Anche questo è molto interessante. Io ho chiesto a lei come mai. Dopo non ho avuto risposta. Mi sembra che c'era un aggancio, nel senso che a un certo punto la Germania dell'Est è diventato parte dell'Unione Europea. Certamente questo è successo con la unificazione del 1990 e non si poteva lasciare una parte della Germania fuori dall'Unione Europea, una parte dentro. Quando è stata ammessa questa parte della Germania dell'Est, quella parte della Germania dell'Est è stata anche ammessa ai sussidi dell'Europa, tipo quelli che riceve il Mezzogiorno. E qualcuno si è anche preoccupato che forse adesso bisognava condividere questi sussidi europei per le regioni sottosviluppate anche con qualcuno in più, con un ricevente in più. Da lì mi sembra è nata poi la storia che abbiamo fatto un sacrificio per la unificazione e poi
qualcuno l'ha ingrandito, abbiamo pagato noi per la unificazione. Tanto la unificazione della Germania ha costato più di 1.000 miliardi di euro. Non mi risulta che così l'Italia si sia svinato per questo. Anzi, così, quando c'era la unificazione in Germania, c'erano tanti tedeschi dell'est che col cambio della moneta dai marchi dell'est a marchi dell'ovest avevano subito anche un grande potere d'acquisto e avevano comprato tante cose dall'Italia, ma purtroppo questi acquisti erano solo una ondata a breve e dopo l'Italia ha di nuovo ridotto il suo potere di vendere qualcosa sul mercato in Germania. Ci sono così poi non solo queste polemiche, ci sono anche delle vere e proprie situazioni quando ci si spara nel piede da solo. Per esempio, i tedeschi dicevano tante volte a me, i tedeschi sono in perenne crisi, così per questo non si possono più permettere di venire in Italia. È vero che ci sono meno tedeschi che vengono in Italia, ma non perché i tedeschi sono diventati poveri, ma semplicemente perché sono andati in altri paesi. Allora l'Italia ha perso quote di mercato. Nel 1985 ci sono delle indagini di mercato che dicevano più di 12% dei tedeschi volevano andare per vacanza in Italia. 20 anni dopo dicevano 8% dei tedeschi vogliono fare vacanze in Italia. E come non c'è interesse nell'analisi profonda di queste situazioni, e allora ci si accontenta con delle spiegazioni banali, senza fare analisi, senza vedere che forse tutta questa agenzia nazionale per la promozione delle vacanze in Italia forse dovrebbe anche fare un riassetto nella sua pubblicità in Germania, o che singole regioni dovevano ripensarci come presentarsi. Tutte queste cose banali di marketing non sono successe. Allora, ci sono, per andare al quarto punto, ci sono dei veri e propri buchi di informazioni. Ci sono semplicemente troppi pochi corrispondenti in Germania che fanno reporting sulla Germania per l'Italia, perché vedete anche sulla RAI è sempre interessante cosa fa The Queen nel Regno Unito, poi tanti italiani sanno il francese e allora si segue da vicino gli eventi in Francia. Come i capi redattori raramente sanno il tedesco, non seguono la Germania, allora non è interessante, non ha spazio, non ci vuole un altro corrispondente in Germania, allora ha poco spazio la Germania, anche a discapito dell'importanza economica. Poi non è solo questione di spazio, di interesse, c'è anche una questione come si può dire, di una contrarietà a certe cose che vengono da lì. Da corrispondente per me era sempre il più grande piacere andare in giro, vedere, curiosare, conoscere le cose nel bene e nel male, nel chiaro e nell'oscuro. E ho fatto tante scoperte di cose che volevo sempre descrivere ai miei colleghi tedeschi e ai lettori. In Italia tutto questo non è permesso da un lato perché c'è anche grande crisi, dall'altro lato anche per banale pregiudizio. Sono amico di una corrispondente che sta in Germania da qualche anno e per lei così più o meno l'ordine è niente notizie positive sulla Germania, punto. Perché il direttore ha solo pregiudizi negativi, non conosce il paese
e non vuole vedere altro sul suo giornale, perché tanto meglio stare sui pregiudizi. In questo la mia idea è che può anche andare avanti così, ma se questo è un giornale che anche rappresenta l'economia e che anche così vuol descrivere un mercato per i partner, non solo così per un là pur là, ma vuole scrivere anche un mercato per le imprese italiane, allora forse è meglio fare reporting su un paese come la Germania nel chiaroscuro, come ho sempre fatto io anche sull'Italia. Non succede raramente, così in questo senso la questione è se questo tutto ci prepara da un lato a una convivenza in Europa e se dall'altro lato questo modo di fare è un aiuto anche per l'Italia. Chi adesso studia così relazioni internazionali o mediazioni culturale, certamente forse ha un campo molto ampio a studiare tutto questo. Certamente non voglio essere frainteso, non è solo un problema dall'Italia, ci sono anche tanti problemi dalla Germania, perché vedo troppi luoghi comuni, vedo troppi ristoranti pseudo-italiani che l'italianità hanno solo i titoli, ma se vedreste così il menù sareste forse subito fuori così inorriditi. In questo vedo superficialità anche qua. Comunque, per due paesi molto importanti in Europa c'è, secondo me, tantissimo da fare. Forse mi fermo a questo punto e abbiamo più tempo a discutere e anche avrei più tempo a rispondere alle domande. Sì, grazie Tobias. So che gli studenti hanno delle curiosità e li invito a venire qui a porti le domande. Buonasera. Buonasera. Volevo chiedere, noi durante una lezione abbiamo letto un articolo che riguardava sempre le relazioni, il rapporto tra Germania e Italia e diceva che però con il nuovo cancelliere e con le rielezioni del Presidente della Repubblica questi rapporti sarebbero potuti cambiare. È successo qualcosa di nuovo? I rapporti sono principalmente gli stessi? Punto molto interessante. Non vediamo tanto sulle relazioni italo-tedesche al momento perché sono tutti concentrati su problemi con la Russia, certamente. Io interpreto questi commenti così che ci sono in questo nuovo governo delle forze, i Verdi socialdemocratici, che in Italia si vedeva come più disponibili a fare accordi in Europa per avere un debito comune, per ridistribuire soldi in Europa, così per fare altri programmi comuni come questo Next Generation EU e per essere anche più conciliante quando si tratta adesso di fare un nuovo patto di stabilità, perché il vecchio è stato sospeso. E questo al momento non si vede molto. Poi ci sono anche i liberali che sono anche al governo, che prendono un po' della loro popolarità del fatto che sono contrari a tutto quello che è stato insinuato sulle posizioni dei socialdemocratici e dei Verdi. Allora, per questo hanno anche detto il capo dei liberali sarebbe il Belzebù, un matto e così via. Così è stato riportato questo in Italia, proprio per fare di lui il nemico dello Stato italiano. Ma al momento tutto quello deve ancora svilupparsi perché al momento non posso dire c'è una distrazione, c'è un'occupazione forte con la situazione della guerra dell'Ucraina e
hanno un sacco di problemi su questo. Ok, grazie. Buonasera. Buonasera. Avrei una domanda riguardante in particolare il fenomeno, nel caso italiano, della cosiddetta fuga di cervelli, che come si sa la Germania, al contrario, come abbiamo appunto anche visto, è famosa nel riuscire sia a trattenere ma anche ad attrarre insomma gli studenti talentuosi, insomma nativi all'estero. E come mai la Germania riesce a eccellere in questo ambito, mentre l'Italia no? Qual è insomma il segreto, se lei insomma... Sì, la risposta sta nella occupazione molto più ampia. Così pure negli anni della crisi in Germania la occupazione in percentuale così della popolazione tra 20 e 64 anni è aumentata molto. Così al momento ci sono tipo 45 milioni di tedeschi che hanno un posto di lavoro e meno di 23 milioni di italiani che hanno un posto di lavoro. Allora, il doppio in Germania che in Italia, anche se la popolazione non è il doppio, la popolazione è più o meno un terzo in più. Allora, in questo si vede che c'è più possibilità di avere lavoro, ma alla fine del giorno questa situazione della scarsità di persone che sono disponibili per il lavoro, questo anche cambia la posizione del giovane sul mercato del lavoro. In Italia, vabbè, in Friuli forse è un po' diverso, ma così se si va giù all'Italia centrale verso il sud, ognuno deve essere contento di avere un qualsiasi lavoro. In Germania chi esce dall'università, soprattutto se ha fatto economia, informatica e cose del genere, è il candidato che chiede cosa mi offrite, non viceversa. Perché il candidato può scegliere. E questo non è solo per chi ha studiato, ma anche per chi fa apprendistato e chi è bravo e fa apprendistato. Non so se voi avete studiato un secondo il sistema in Germania. L'apprendistato in Germania è così che ogni anno comincia tipo a 500.000 di ragazzi a fare apprendistato dopo la maturità o dopo così la scuola media e questi hanno non solo 4 giorni di lavoro alla settimana, ma un giorno vanno in scuola professionale dove si ha matematica, inglese, tedesco, ma anche tutte le specialità del mestiere. E così il carpentiere impara anche qualcosa sulla statica, quando deve fare qualcosa sopra le case, si chiama automeccatronico, non più meccanico, così deve imparare qualcosa su elettronica nelle auto, su come funziona questo. Il panettiere qualcosa sulla chimica, su anche sicurezza, l'assistente dell'avvocato qualcosa sulla procedura legale per non far dimenticare gli appuntamenti al gran capo. E tutte queste cose portano anche a qualifiche così professionali, dai quali si può di nuovo ripartire e in quel senso tendenzialmente più persone qualificate e si ha poi un mercato di lavoro che tira molto di più e che da un lato offre e ha molti posti di lavoro, ma non basta. E al momento è così che ci sono non solo italiani e altri che vengono in Germania, ci sono anche tanti tedeschi che fanno meno esperienze fuori e qualcuno anche rimane fuori. Comunque è così veramente che in Germania chi fa ricerca anche da giovane può avere un budget per la ricerca, può avere un stipendio decente e non deve fare il portaborse il professore fino all'età di 35 anni per poche centinaia di euro. E
tutte queste cose portano a una situazione molto interessante che ho anche descritto come una situazione di speranza, perché adesso ci sono tanti giovani italiani che vedono la Germania nel chiaroscuro come davvero, e ci sono anche i loro genitori che vedono la Germania com'è. Così, oltre ai pregiudizi, ai loro comuni, a tutte queste polemiche e tutto questo. E questo mi sembra è una strada per conoscere meglio la Germania. Purtroppo non è così al momento che tanti giovani tedeschi vanno a studiare e lavorare in Italia, perché il mercato del lavoro in Italia non tira, non offre stipendi interessanti, e anche fare ricerca all'università è difficile già per gli italiani. E per questo al momento è così che finché dura la Germania è più attraente per gli italiani che gli giovani, che l'Italia non è così attraente per i tedeschi. Quello che a me è venuto nell'occhio che in Germania si passa ogni giorno, ogni minuto davanti a un annuncio di pubblicità: vieni a candidarti da noi, vieni a lavorare da noi. L'idraulico fa la decorazione permanente sulla sua auto, così diventi nostro collega. L'ufficio delle entrate pubbliche fa pubblicità nel centro commerciale: lavorate da noi, diventi candidato da noi. C'è la casa di cura che ho visto scritto su una macchina, è molto tutto professionale, dai grafici: vieni a lavorare da noi, quando cominci ti diamo subito 2.000 euro in cash alla mano. E quando vedete tutto questo, o sui camion c'è scritto: vieni da noi, fai il camionista, o abbiamo bisogno di tassisti. Tutto questo si vede dei segnali su come il mercato del lavoro. Invece purtroppo in Italia i politici non hanno una strategia così a lungo termine, e non sono solo i politici, anche i sindacalisti, diciamo, anche qualche imprenditore, ma così vedo più le colpe con i sindacati arretrati e con i politici che guardano solo a breve termine. E per questo il mercato di lavoro in Italia non tira, e per questo è attraente venire in Germania, purtroppo. Grazie. Grazie. Buonasera. Buonasera. Spesso in Italia, sia sui social media, ma anche nei giornali, si parla sempre più spesso del cosiddetto asse franco-tedesco, questa stretta collaborazione fra la Francia e la Germania. E molto spesso sia politici, ma anche, diciamo, gli italiani in generale hanno un po' d'ansia e temono magari questa stretta collaborazione. È giusto questo atteggiamento della paura verso questa stretta collaborazione, oppure l'Italia dovrebbe vedere questo fenomeno con entusiasmo in un'ottica futura europea? Se fossi italiano forse non lo vedrei solo con entusiasmo. Poi in quello che descrive questa situazione in Italia mi sembra troppo un pensiero troppo polemico, troppo breve. Per dire qualcosa sulla relazione tra Germania e Francia, certamente ci sono state tante guerre tra Germania e Francia, così non solo le guerre mondiali, ma bisogna ricordarsi che la Germania ha fatto una guerra nel 1870 e ha fondato l'impero unificato tedesco nel castello di Versailles, come umiliazione ai francesi. Certamente dopo la prima guerra mondiale, persa dai tedeschi,
per vendicarsi i francesi hanno chiesto ai tedeschi di firmare la resa proprio nella stessa sala. E ci sono delle zone come Alsazia che hanno cambiato possesso più volte, diciamo. E poi si sa cosa è venuto fuori da questi trattati di Versailles. Un famoso economista come Keynes ha poi scritto che è stato un suicidio dell'Europa fare una cosa così e così via. Comunque non voglio approfondire, ma con tutta questa storia è stato chiaro dopo la seconda guerra mondiale che francesi e tedeschi sono costretti a collaborare, specialmente in Europa. E questo porta anche a delle situazioni molto profonde, perché ci sono dei eventi, dei scambi delle scuole, ci sono degli eventi comuni e anche ogni ministro, ogni sottosegretario conosce il suo controparte, ma ci sono anche situazioni dove giovani diplomatici tedeschi, per esempio, lavorano nel Ministero degli Esteri francese come se fossero un francese, così si chiama, uno vuole chiamare un funzionario, risponde un tedesco. In quella situazione deve seguire interessi francesi. E allora ci si conosce, ci si vede tante volte. E cosa si può dedurre da questo? Due cose. Uno è bisogna conoscersi. Italiani e tedeschi non si conoscono molto bene. Così in parte anche perché i governi in Italia cambiano così velocemente. Così politici italiani di solito non hanno grande interesse ad andare a Berlino, incontrare la loro controparte, vederli più di una volta, no? Vederli una volta ogni 6 mesi, capire che succede a Berlino, cosa muove la politica di Berlino. Questo è lontano così l'italiano vuole un risultato oggi e subito per così la campagna elettorale del Mali. Non gli interessa cosa fare nei prossimi anni. E con questo modo di breve respiro certamente non si va molto lontano. E dall'altro punto secondo punto è che i tedeschi e i francesi hanno capito che non possono comandare in Europa. Questo viene sempre insinuato in Italia. Così si vedono i tedeschi, italiani, i tedeschi e i francesi poi hanno deciso come deve funzionare. Questo non può essere vero perché gli altri, se non sono d'accordo, bloccano tutto. Ma una cosa è chiara, se la Germania e la Francia non è d'accordo sulla direzione nella quale si vuole andare, certamente non funziona. Se si vuole andare a una conferenza europea e la Germania dice A, la Francia dice B, si può anche subito disdire la conferenza perché non si va da nessuna parte. Così poi alla fine del giorno i francesi hanno una visione diversa dell'Europa perché vogliono più fare il direttore dell'Europa. I tedeschi, la Merkel, hanno più fatto il sondaggio di tutti, anche dei paesi più piccoli, per trovare il comune denominatore di tutti. E in questo certamente nella ricerca del minimo comune denominatore per ogni questione politica, la Francia ha un certo peso. Si comincia dalla Francia, poi si intervista gli altri. E in questo questa partnership è importante, ma non comanda. Grazie mille. Allora sì, gli studenti presenti mi hanno detto che hai già anticipato, diciamo, le domande che loro avrebbero fatto, hai già risposto. Vedo Matteo Pagliaricci che vorrebbe fare una domanda, se vuole porla adesso. In effetti, questo sull'asse franco-tedesco, in effetti mi interessa perché io mi ricordo anche che quando ci sono questi incontri tra il presidente francese, il cancelliere tedesco e
il capo del governo italiano, di solito il capo del governo italiano se ne sta in disparte, mentre il capo di Stato francese e quello tedesco sembra che vadano molto d'accordo da come ce lo fa vedere la televisione italiana. È vero o no? Non lo confermo, no. Anzi, qualche volta è proprio all'opposto. Per esempio, l'Italia e la Germania hanno in comune un grande orientamento verso l'industria, mentre in Francia c'è un'economia molto, diciamo, statalista. Tante volte i tedeschi e gli italiani sono d'accordo, altre volte così gli italiani cercano una sponda, per esempio per la politica pubblica, delle finanze pubbliche, per avere un patto di stabilità un pochino più lassista, diciamo, così cercano la sponda con la Francia. E sempre così quando sono tre c'è sempre la tentazione che due si mettono insieme contro il terzo. Ma non è per niente sempre così che sia la Francia e la Germania contro l'Italia, anzi, così tante volte vedo interessi comuni dell'Italia con la Francia nella finanza pubblica o quando si parla di politica industriale, tante volte anche Italia e Germania, e quando si parla di interventi pubblici nell'industria, qualche volta pure Francia e Italia di nuovo. Ringrazio. Possono essere fatte altre domande, se non ne vedo in chat. Ho fatto qualche ricerca su dati per incoraggiarvi un pochino anche di andare sul sito dell'Eurostat e trovare semplicemente dei numeri per fare dei paragoni. E così dopo forse vi saranno girati così i dati. Mai è stato così semplice trovare i numeri, bisogna certamente sempre sapere cosa descrivono questi numeri, ma potete così sul database dell'Eurostat veramente cercavi la statistica, la disoccupazione o l'occupazione in Europa. Potete scegliere se volete i dati del 2021 di 27 paesi o se volete Germania, Italia per 10 anni indietro. Lo potete costruire la tabella, la potete costruire voi. Poi per chi è interessato anche a paragonare delle regioni, c'è una particolare database pure delle regioni, dove trovate sempre i dati del Friuli, qualche volta pure dati delle province, paragonati con altre province. Potete anche paragonare così Catalogna con Friuli e con la Baviera e con una regione della Francia. E ne potete pure fare così non solo dei paragoni interessanti, magari pure delle tesi di laurea. Vedo una domanda in chat. Allora, alla luce di quanto detto finora, soprattutto da un punto di vista economico, si può al giorno d'oggi parlare ancora di Germania come locomotiva d'Europa o si tratta per lo più di uno stereotipo legato agli ultimi decenni? Forse negli ultimi anni la Germania è stata più locomotiva che 20 anni fa. 20 anni fa mi ricordo così, diciamo, i risolini italiani sulla Germania è scritto come il sick man of Europe, perché la Germania nel 2003-2004 aveva 12% di disoccupazione, l'Italia 8%, e adesso la Germania ha 3% di disoccupazione, l'Italia 9%, così. E certamente uno potrebbe dire anche da dove viene. Viene, secondo me, dalla poca attenzione alla produttività in Italia. Così in Germania è così che aziende produttive pagano anche più salari. Così quando cresce la produttività vuol dire che aumentano le entrate nell'azienda e produco comunque con un'ora di lavoro, con un'ora di macchina, produco di più di quanto produco di
sempre di più nel senso della produttività. E in questo senso posso anche pagare più stipendio nell'aumento della produttività. In Italia si cerca di legare lo stipendio più all'inflazione e non alla produttività. Vuol dire che qualche volta così diventa sempre più costoso occupare qualcuno quando non produce di più, e allora bisogna razionalizzare, mettere di macchinari, reprimere i salari o spostare il lavoro in Slovacchia o in Polonia, in Romania o in Cina. E questo succede in Italia, quando poi vedete tutte queste discussioni su come aggrapparsi a questo lavoro che ancora c'è e come così prevenire che qualche posto di lavoro si sposti in Slovacchia o in Romania o in Cina. In Germania l'idea è diversa. Quando una cosa non è più redditizia per essere fatto con un lavoro di alta produttività e stipendi alti, allora si lascia andare. È chiaro che si sposta poi in Slovacchia, in Turchia, in Cina, e bisogna trovare qualcos'altro. E in quel senso la Germania è più flessibile da un lato e dall'altro tendenzialmente più lavoro produttivo e più posti di lavoro che sono nel complessivo sicuri. Comunque oggi come oggi non si può più dire cosa succede tra un anno, tra mezz'anno. Così. Non sappiamo come finisce con l'Ucraina, non sappiamo come finisce in Cina, così ci sono un sacco di rischi al momento, è così che si cercano ancora si cerca molto lavoro qualificato, così la ricerca è il problema e non così la disoccupazione. E in questo senso, fino a quando è così, la Germania può essere vista come una locomotiva, ma non è perché l'Italia non abbia così gli ingredienti per essere un'economia di successo. L'Italia, specialmente nel nord-est, ha questa grande imprenditorialità, o almeno ce l'ha avuto così. Tanta gente che sa gestire un'azienda, che sa gestire un brand, che sa così spostarsi nel mondo per vendere un prodotto, e sono delle qualità che hanno gli italiani forse meglio dei tedeschi, che lavorano più in grandi organizzazioni. Ma se l'Italia non cura tutto questo che ha, certamente non dura per sempre. Così può anche essere che questa generazione di imprenditori, fondatori di imprese, poi morirà senza avere dei eredi, senza passare questa cultura alle giovani generazioni. Ecco Tobias, volevo chiederti anche questo, allora, allora le relazioni commerciali, no, tra il nord-est Italia e la Germania, ecco, hai detto che appunto abbiamo molti imprenditori, no, con qualità eccezionali, devo dire, e queste relazioni ci sono state, ci sono anche parte, però appunto in alcune aziende è difficile trovare eredi, che siano i figli o che siano altre persone, a volte è vero c'è questo problema. Ci puoi dire qualcosa sulla situazione attuale di queste relazioni, di questi scambi commerciali oppure altre relazioni economiche tra il nord-est e la Germania? Sul nord-est certamente non ci sono stato da un pochino di tempo, ma io vedevo il nord-est certamente molto come distretti industriali, così ci sono così per cominciare da Treviso c'è Montebelluna, dove ci sono le scarpe sportive. Così c'è Geox, c'è come si chiama? Vabbè, ci sono un po' di altri. Diadora. Sì, Diadora è sempre della famiglia della Geox, poi c'è questo altro imprenditore che si chiama Toma, adesso non mi ricordo il nome, un'altra scarpa che respira. Ci sono
gli scarponi di sci che vengono fatti lì e così via. Poi c'è una zona più verso est dove si facevano le cucine e poi c'era anche il distretto della sedia, per esempio, come si chiama? Manzano, giusto? E se mi guardo un po' intorno lì, vedo che tutti questi distretti hanno più o meno difficoltà, perché adesso ci sono scarpe sportive, ci vuole sempre, ma ci vuole una certa misura di azienda, così per competere contro i vari Nike e Adidas e così via. E lì l'Italia non è cresciuta abbastanza. Poi Geox ha fatto un grande successo all'inizio, da qualche anno ha dati complicati, diciamo. E l'ultimo problema è anche che si sono impegnati molto nella Russia e adesso la Russia non c'è più come mercato di crescita. Poi anche stesso problema per le cucine, così ci sono tutti questi gruppi internazionali che hanno comprato così le aziende che facevano le macchinari per la cucina, no? Le lavatrici e così via, che adesso che è tutto Electrolux o altro, ma non sono più aziende italiane come una volta Zanussi e così via, Rex. E alla fine è una storia tristissima quella del distretto della sedia, perché mi ricordo molto bene girando delle aziende e così essere meravigliato dei prodotti che facevano. Un'azienda piccolina che aveva 30 dipendenti e dicevo, ma voi esportate anche qualcosa? E dicevano, noi esportiamo tutto perché questi nostri prodotti qua in Italia per questioni di design non li vogliono, esportiamo tutto in Brasile e in Inghilterra. Ma in un'azienda di 30 persone è difficile avere il marketing fino alla Cina, al Sud America, al Nord America e così tutto il mondo. Allora sarebbe stato veramente molto importante avere un distretto che funziona, ma per una ragione che non è mai stato descritto pienamente, questa associazione delle aziende della sedia non è mai stato forte, non ha mai avuto soldi per investire nel marketing e alla fine sono diventati un piccolo ufficetto nella Camera di Commercio. Allora, niente, è stata quasi la morte del distretto. È finito con un'azienda di successo che si chiama Calligaris, che non ha avuto erede, così è stato di successo ma non ha avuto erede, è diventato parte del gruppo Louis Vuitton, ma vuol dire anche che le grandi decisioni strategiche si fanno adesso lontano dal Friuli e non è più un motore del distretto. E in questo ci sono ancora i semi dell'imprenditorialità, ma non vedo attualmente così la grande idea, la grande volata del Fenice che parta così dal nord-est. Poi infine il turismo, così ci sono tanti turisti individuali, ma quello che era una volta così l'Adriatico per i tedeschi, così il Teutonengrill non è più così da molti decenni, perché chi faceva vacanza lì adesso va da un'altra parte. Anche lì la domanda è come rinnovarsi, e il Friuli è molto slow food in quel senso, è molto, può fare molte cose caratteristiche, ma riesce a fare di Trieste o di Grado delle calamite per il turismo. Grande punto interrogativo. Sembra c'è sempre il solito tran tran, un po' di iniziativa
politica per piacere agli elettori, ma non vedo una strategia per niente. E così sì, è molto benestante il Friuli, ma dove è la strategia per il futuro? Sì, io vorrei parlare anche farti una domanda legata alla questione del momento, no? Perché hai detto più volte adesso siamo presi dai problemi con la Russia, eccetera, dalla questione ucraina, no? Quindi stiamo vivendo un grande momento, cioè un momento di grandissima tensione internazionale, no? Ecco, e la guerra in Ucraina, abbiamo l'Ucraina che è molto vicina alla Germania, non è troppo lontano dall'Italia e diciamo, per essere schematici, ci sono due letture, no, sulla situazione dell'Europa. Una vede l'Europa come vulnerabile, no? La vede vulnerabile perché è troppo dipendente a livello energetico, perché è legata alla NATO in modo subalterno, non ha una propria organizzazione militare, no? E poi invece c'è un'altra lettura che dice che nonostante queste criticità, comunque l'Europa sta dimostrando una coesione considerevole, no, nella risposta alla questione ucraina e che ha anche ritrovato una certa sintonia con gli Stati Uniti nella NATO. Ecco, tu come vedi questa situazione? Ti riconosci in una di queste due letture? Hai un'altra lettura? Ecco, quindi diciamo cosa ti corrisponde? Oppure cioè l'Europa si può unire, l'Italia e la Germania per esempio possono rilanciare l'Europa oppure c'è un pericolo anche di una che abbiano più spazio i nazionalismi, cioè che ogni paese cerchi di andare per conto suo e si preoccupi dei propri interessi senza pensare a una politica di maggiore compattezza in Europa. Come la vedi? Dipende molto di come finiranno le elezioni in Francia la prossima domenica. Questo per uno. Se vince Le Pen siamo veramente in grande difficoltà e saranno le forze centrifugali che vinceranno. E proprio i tedeschi hanno fatto molti regali, diciamo, di comunicazione pubblica a Macron, anche se così di sostanza non erano d'accordo, ma li hanno lasciato fare. Dall'altro, per me è molto interessante vedere le differenze tra Italia e Germania nella interpretazione della reazione sulla guerra nell'Ucraina. I tedeschi hanno avuto un grande shock, proprio anche i Verdi e i socialdemocratici, perché hanno capito che avevano creduto in questo modo di parlare della diplomazia per risolvere ogni problema e che poi di fronte alla forza bruta è diventato una cosa vuota. E il ex capo dei Verdi, Robert Habeck, ha detto il giorno dell'inizio della guerra, ha detto dobbiamo ammettere siamo stati naivi. Ha detto in televisione live. E di conseguenza la domenica dopo hanno chiamato il Parlamento la domenica e il cancelliere ha fatto un discorso dicendo questo è un cambiamento dei tempi, un cambiamento principale di strategia. Noi adesso spenderemo molto di più nella difesa e oltre a questo facciamo un fondo particolare di 100 miliardi di euro per così riammodernizzare la nostra difesa, perché veramente è in uno stato desolato, diciamo, perché hanno sempre detto questi stessi che non bisogna spendere per la difesa, tanto lo fanno, la difesa la fanno gli americani, tanto no, i russi sono amici e poi non ci vuole più spesa per la difesa, abbiamo il dividendo della fine della guerra fredda e tutte queste cose. Ma adesso si è capito che questi erano discorsi che non avevano valore e questo è uno. Dall'altro, proprio pochi giorni dopo, poche settimane dopo,
adesso vediamo di nuovo un cancelliere socialdemocratico che ha il problema che tanti nel suo partito erano molto più vicino col cuore ai russi che agli americani, e lui adesso ha difficoltà a rispondere agli ucraini che ogni giorno picchiano sul governo, che vogliono più armi, anche armi pesanti, e lui sempre è lento a rispondere, e lui sempre ancora non vuol dire se manda adesso i panzer, se regala i panzer tedeschi agli ucraini o no. Da un lato sa bene che tutta questa roba che hanno i tedeschi è poca, è arrugginita, è vecchia, e se regala un quarto dei panzer agli ucraini, cosa rimane? Va? Questo è anche un elemento, così, perché è tutto da inventare di nuovo, ma è stato comunque un grande shock e si è cambiato un pochino il modo di pensare. Gente che finora erano pacifisti verdi dice criticano il cancelliere perché non manda abbastanza velocemente le armi in Ucraina. Mentre di fronte a tutto questo in Italia vedo una discussione con molto più pacifismo e molto più gente che dicono: ma tanto dovete costringere gli ucraini a rendersi subito, perché tanto arrendere si dovranno e basta. In Germania si pensa più che gli ucraini bisogna aiutarli assolutamente, perché non bisogna far vincere Putin. Così in questo senso c'è molto meno questo pacifismo adesso in Germania che in Italia, e molto meno in Germania che una volta, che 8 settimane fa erano molto più pacifisti di adesso. Sì, e quindi oltre a questo saranno decisive le elezioni in Francia, insomma, Sì. vediamo come... Poi dopo quelli in Italia, così se si voterà se si voterà Salvini o se si vota Meloni è una cosa, se si voterà Letta un'altra, perché Salvini è sempre un mezzo amico dei russi, la Meloni è amica della NATO, ma non dell'Europa, non del mercato comune. Anche la Le Pen vorrebbe distruggere il mercato comune, così ne faranno le spese non solo i tedeschi, ma anche gli italiani senza mercato comune, perché l'Italia, specialmente in regioni come Friuli, si vive di questo. Si vive un mercato più grande della propria regione e del proprio paese, e questo bisogna tenerselo stretto. Sì, poi appunto mi interessa anche sentire da te qualcosa sulla formazione. Io avrei 2 domande, comincio da una, no? Tu più volte hai rimarcato che non ci si conosce bene, no? Cioè l'Italia non conosce bene la Germania, e la Germania non conosce bene l'Italia, fa fatica a capire la politica italiana, eccetera. Ecco, dal mio punto di vista è molto importante che i giovani studino la lingua tedesca e di conseguenza la cultura tedesca, che vengano in Germania, no? Secondo me anche più si è giovani e più si è aperti, si può capire meglio un paese diverso dal proprio, no? Cosa ne pensi? Hai un'idea? Per gli italiani giovani la città interessante adesso è diventata Berlino. Poi per il resto così i friulani forse vanno una volta nella vita a Monaco di Baviera, ma per tanti così la Germania resta un paese un po' sconosciuto, un po' diciamo pure esotico. Qualche volta in modo buffo o polemico dico a qualche amico: se vuoi fare una vacanza molto esotica, fai un giro della Germania, scoprirai delle cose che non ti immaginavi. E dall'altro lato c'è una speranza che
se la Germania tira come mercato del lavoro, forse è una motivazione anche imparare il tedesco. Sui tedeschi verso l'Italia ho perso un po' la speranza perché ci sono pure meno turisti e poi anche i turisti non cambiano molto perché loro vedono solo una cosa superficiale. Poi ci sono stati questi 600.000 italiani una volta emigrati verso la Germania, diciamo veneti e calabresi, che hanno portato dei luoghi comuni sull'Italia, sono molto difficili da combattere. Poi c'è un'Italia molto fake, diciamo, che finisce poi con la pizzeria che si chiama Falcone Borsellino, Sì. che vende una caricatura dell'Italia, così, un po' rafforzata. E questo l'Italia anche potrebbe pensare una volta su come comunicare il proprio paese. Così mia moglie ha un blog di cucina sulla vera cucina italiana per i tedeschi e tante volte lei dice ma io ho molto meno fan di quelli che vendono così lo stereotipo dell'Italia, così, che non sanno nulla, ma hanno solo banali stereotipi, ma poi si scrive rucola con 2 C e così, e cannelloni così, il nome è tutto sbagliato e così via, senza neanche capirlo che bisogna guardare la ortografia, perché è tutto un fake, no? Sì, infatti c'è anche questo, molte volte è capitato anche a me molte volte, no, di avere a che fare con italiani in Germania che raccontano l'Italia stereotipata, anche se non è vera, no? E con qualcuno di loro ho anche avuto discussioni, ho detto ma cosa vai a dire ai tedeschi, no? Su di noi? Ma a loro piace sentire questo e quindi chiaramente diciamo un po' il successo facile, no? È quello sì, è molto pericoloso, diciamo, no? Immaginiamoci il calabrese emigrato in Germania per fare l'operaio così negli anni 60, c'è il figlio, poi il nipote che capisce che con il ristorante finto italiano si può fare soldi e poi fa un menù finto italiano dove si trova pizza Firenze e non è così dei scempi che voi non conoscete come menù e poi fa le pacche sulle spalle a tutti e dice ciao a tutti. E per dire ai tedeschi, guarda, non si dice ciao a uno estraneo, è tutto un altro mondo, perché fa finta di essere un italiano che non sa neanche bene l'italiano. Io mi diverto qualche volta a parlare poi italiano con questa gente e si capisce che c'è l'accento, non lo sanno bene, o qualche volta c'è il turco che ha il ristorante italiano, no? Sì. Perché è più facile fare soldi con un ristorante finto italiano anziché con un ristorante turco, no? E Sì. allora... Sì, quindi secondo me è un po' una sfida anche per gli studenti che ho qui con me che studiano mediazione, proprio anche poi prima di capire, no? Capire la Germania e poi mettere in comunicazione la Germania in Italia e riuscire anche a trovare il modo giusto per essere convincenti, no? Quindi su questo bisogna lavorare, insomma. Ecco, e poi volevo farti anche un'altra domanda, ricollegandomi a quello che ti ha chiesto prima un mio studente, no? Come mai appunto molti cervelli, anche dall'Italia se ne vanno, no? E molti vengono in Germania, eccetera. Allora hai parlato di mercato di lavoro, ecco, anche di formazione. Ecco, a me sembra, però vorrei che mi dicessi qualcosa a proposito, che la Germania abbia una strategia, cioè che cerchi di attirare anche studenti, proprio anche studenti universitari dall'estero che vengano a studiare là. E francamente l'ho anche visto, non so, negli Stati Uniti, ero all'Università del Michigan e c'erano studenti di medicina che
studiavano tedesco, seguivano i corsi di tedesco perché lì era possibile, no? Era possibile frequentare corsi anche non della facoltà a cui si era iscritti, e quando gli è stato chiesto il perché, hanno detto perché vogliamo studiare medicina in Germania, perché lì costa molto meno, no? Perché in America, negli Stati Uniti, le università sono molto costose e sono di buona qualità. Ecco, mi chiedo, la Germania cerca anche, no, ha una strategia per attirare studenti stranieri? Non vedo una strategia in se stessa. Non è così come queste università inglesi o americani super cari che fanno proprio il marketing come un'azienda per trovare, diciamo, clienti, qualcuno che gli paga un sacco di soldi per il corso. Di questo non c'è bisogno in Germania, perché tanto non c'è il costo del corso. Le università sono di solito statali, anche se c'è qualcosa di privato. E allora questo elemento non c'è. C'è comunque una certa apertura per il pensiero di guadagnare in creatività quando si ha altre nazioni e quando si ha lo scambio. E poi c'è anche la possibilità di avere per tanti, anche italiani, di farsi strada, perché come il mercato di lavoro tira molto, non è così che tutti vogliono rimanere all'università e fare ricerca, o tanti scappano al più presto, o tanti hanno anche delle offerte per ricerca in un'azienda così. In questo comunque il mercato è più ampio e non è così stretto, è pagato meglio, e questo è un mercato dove tendenzialmente non c'è una discriminazione tra stranieri e tedeschi. Chi è più bravo si fa strada, e si vede anche in questa trasmissione, adesso mi sfugge il nome, c'è quella trasmissione del Radio 24 ogni sabato alle 13:30 per i giovani che lavorano all'estero, mezz'ora. Adesso qualcuno forse sa come si chiama, e che da anni viene fatta questa trasmissione, e ho sentito anche di ragazzi che hanno un budget di milioni per la loro ricerca, perché nelle università ci sono in Germania, questo è una differenza in quel senso che si dice dobbiamo fare concorrenza agli americani e agli inglesi, e allora oltre ai normali soldi di funzionamento all'università ci sono sempre le gare per fondi di ricerca, e sono veramente miliardi. E in questi programmi di miliardi di euro ci sono anche italiani che sono stati presentati in questa trasmissione del Sole, dove qualcuno ha detto: ma io ho non so, 20 o 50 milioni da investire in un mio laboratorio, così con una squadra, perché ho avuto un progetto interessante. E questo forse non si può fare in Italia, perché c'è guerra sui soldi e sono pochi, e dall'altro lato in Germania si dice: se ho qualcuno anche dall'Italia che ha il progetto interessante e che sa portarlo avanti, li finanziamo. Sì, questo quindi è un incentivo, diciamo, a venire lì. Ecco, poi c'è un'altra cosa, tradizionalmente si dice questo, no? Cioè, la Germania è un paese solido, ben strutturato, però si dice manca di flessibilità, no? Al contrario dell'Italia, che invece è un paese, diciamo, molto meno strutturato, ma l'Italia se la cava, non so, in situazioni di emergenza e così. Ecco, queste diciamo luci e ombre di entrambi, no? Di entrambi i paesi. Sono valide anche oggi? È qualcosa, è una realtà, era una realtà effettivamente, diciamo, secondo me sono cliché che magari hanno anche un certo fondamento, no? Ma
È così ancora, può veramente aiutare, cioè la solidità può aiutare la Germania, l'organizzazione, eccetera, e la flessibilità può aiutare l'Italia, oppure adesso viviamo tempi talmente difficili che nessuno di noi sa cosa fare. Io direi che in Germania lo straordinario è è più straordinario che in Italia, così, perché la normalità funziona relativamente bene. Così si fanno le cose con semplicità e facilità, così la normalità è ben organizzato, per dirlo così. Adesso per avere la residenza a Roma, negli anni 90 ci sono andato 9 volte al Comune di Roma, e per avere la residenza a Francoforte avevo neanche un'anagrafe da scegliere, ma potevo andare in qualsiasi in qualsiasi ufficio comunale, farmi un appuntamento. Questi sono un po' scarsi, ma una volta fatto l'appuntamento in 15 minuti tutto fatto, e si va via, è tutto finito così. E questo, la normalità è facile. Poi per portarli a fare qualcosa di straordinario, i tedeschi qualche volta ce ne vuole, ma c'è ampia disponibilità. Se adesso vengono centinaia di migliaia di ucraini, sono tutti che danno una mano, e se così c'è il vero straordinario, non ci sono problemi, c'è una flessibilità anche mentale. Poi in Italia vedo che la normalità qualche volta non funziona tanto bene, al nord-est forse molto meglio che a Roma o al sud. Poi bisogna improvvisare più volte, e poi l'Italia veramente, quando ci sono le emergenze, tutti danno il meglio, questo è vero, ma non si può vivere ogni giorno in emergenza, così c'è anche la quotidianità che dovrebbe funzionare bene. Poi ci sono tanti luoghi comuni che non sono veri, no? Perché per fare un esempio si pensa sempre che i tedeschi lavorano sempre. No, non è vero. Così alle 5 tutti fuori, e Kohl ha già detto, Germania è un grande parco divertimenti, no? Così è molto ben organizzato il tempo libero, così. Da tutti i parchi si trova le piste ciclabili, così si può anche fare il Meno, 400 km lungo il Meno, tutto una pista ciclabile, così, e non c'è la pista ciclabile lungo il mare, così in Lazio, o non so, forse neanche neanche in Friuli, ma ci vorrebbe, o lungo il fiume Tagliamento o qualcosa del genere. Me lo augurerei. In questo i tedeschi lavorano fortemente, ma poi quando tempo libero sono fuori. E Sì. questo anche contro il loro comune, sì. Sì, ce ne sono tanti. Ecco, per esempio parlavamo anche, ne ho parlato con gli studenti e ne parlavamo anche ieri, no? Di quelle, sì, diciamo di quell'atteggiamento anche, per così dire, scortese, no? Che a volte c'è da parte di una certa stampa italiana, no? Nei confronti della Germania. No? Hai scritto anche tu un articolo in cui hai messo in evidenza alcune uscite. No, e d'altra parte anche alcuni giornali tedeschi, una certa stampa tedesca a volte rappresenta l'Italia, diciamo, in modo non molto lusinghiero, no? E magari queste rappresentazioni rispecchiano anche una visione stereotipata dell'Italia, no? Abbiamo visto, adesso ho studentesse che non possono seguire per motivi personali, però mi chiedevano: ma come mai anche giornali seri a volte, no? Giornali seri tedeschi ci rappresentano in questo modo. Io ho cercato di dare loro una spiegazione, però vorrei chiedere a te una spiegazione di questo. Sì, ma c'è Bild che vende sullo scandalo, ma dappertutto, Sì. anche in Germania, così,
che certamente fanno il titolo nella guerra sul Kosovo, bombe su Rimini, no? Ma anche fanno le stupidità in Germania. C'è Der Spiegel famoso con la pistola sul piatto di spaghetti. Bisogna tornare indietro in questi tempi, negli anni 80, non so quando era, anni 70 o 80, c'erano comunque dei morti di mafia a Palermo ogni giorno. E questo dicevano anche italiani, e in quel senso era non una caricatura, ma era un'estrapolazione molto forte, ma aveva qualcosa a che fare con la realtà. Ultimamente ho visto così un titolo di Der Spiegel con un italiano appeso a una pasta, così un pezzo di spaghetti, così. Ma era più per il gusto di appellarsi al stereotipo, allo scandalo, alla discussione, e c'era in quel senso un retro pensiero, ma non lo vedo in quel senso come diminutivo dell'Italia, vedo come la voglia di creare, di scioccare un pochino, ma di creare una discussione e di creare interesse. Non da un pensiero, diciamo, di superiorità, di finta superiorità che non dovrebbe esserci. Questo forse è un pochino meglio, perché anche l'Italia in quel senso viene preso più per serio. Certo, io penso che ci sono più italiani, più tedeschi che sono stati in Italia anziché italiani che sono stati in Germania, e qualche volta si vede, no? Tipo il ministro Brunetta che mi chiedeva: ma quando finalmente voi austriaci comincerete a fare così un po' di investimenti per la vostra infrastruttura rotta? E io che faccio le autostrade con un cantiere dopo l'altro, mi chiedo sempre, ma quando mai ha fatto 1 chilometro di autostrada questo signore? Ma questo lo racconta nello show televisivo e fa effetto. E certo, i tedeschi forse almeno sono viaggiati sulle autostrade italiane e si sono fatto un'idea, almeno tanti, e poi se hanno approfondito, questo non saprei. Mi sembra qualche volta approfondisco un pochino poco. Sì, ecco, anche questo, secondo me, quello che hai detto è interessante perché appunto mi fa pensare a questa forse difficoltà anche di comunicazione al di là dei contenuti, no? Allora, l'italiano che vede questa copertina dello Spiegel, no? Dice: ma come ci vedono così, no? Anche perché si legge il titolo, adesso uno studente l'ha postato nella chat, no? Si vede Italia in grande, ecco, si vede così, no? Con la pistola sul piatto di spaghetti. Ecco, il tedesco dice: ma vogliamo provocare una discussione. Ora, questa può essere una provocazione, però vuole essere uno stimolo per la discussione. Allora, i tedeschi sono abituati a dibattere, no? Ma E anche quello che si dice non è, l'italiano lo prende, no? A volte lo mette su un piano personale, invece in Germania è più facile che ci siano dibattiti, discussioni, anche se non siamo d'accordo su qualcosa, dopo 5 minuti andiamo a bere una birra insieme, per dire, no? Forse può esserci un fraintendimento anche. Anche i tedeschi vogliono essere amati così nel mondo, come gli italiani, e forse questo è qualcosa in comune. Ma un punto interessante che hai accennato, e se Der Spiegel fa il piatto, la pistola sui spaghetti, dietro c'è un articolo di profonda ricerca. C'è il corrispondente che ha viaggiato molti giorni, che c'è un archivio super grande, così, e i fatti vengono ricontrollati. Invece, se poi vedo queste cose scritte in Italia, così il libro sul Quarto Reich, così di Vittorio Feltri, ho la ipotesi che
Berlusconi sia saltato perché la Merkel abbia chiamato la notte al Presidente della Repubblica Napoletano. Sono pure invenzioni, senza ricerca, scritto da gente che della Germania non sa niente. Così. Poi uno shock anche quando ultimamente mi è successo che qualcuno mi ha chiesto di scrivere la prefazione su un libro sulla Germania. È un onore di solito, ma quando ho letto il libro ho ringraziato così. Gli ho mandato 4 pagine di correzioni perché è scritto di qualcuno che era fosse lì di passaggio, ma non puoi scrivere che la Merkel era laureato in chimica quando è di fisica. Almeno un pochino di ricerca, almeno non sbagliare le cose grossolane, e alla fine del giorno era un luogo comune dopo l'altro, scritto in modo piacevole. Io ho ringraziato, ma non volevo fare pubblicità per un libro fatto così. E questo, sì, il Bild è sempre una questione a parte, anche se loro fanno anche ricerca, anche se loro fanno prima la ricerca di fatti e poi li mettono in modo polemico. Poi altri giornali, forse più in Italia, fanno un po' meno della ricerca dei fatti, perché non Sì. Anche se Bild scrive anche delle notizie che non sono, che non corrispondono alla realtà, cioè del mare, di queste zone qua, hanno scritto di quelle cose che ti assicuro non corrispondevano, però appunto anche la Bild, ecco, ce la possiamo aspettare, però ha molti lettori, no? Poi ha avuto le sue fasi, ma insomma, quindi quello probabilmente ci mette in difficoltà. Sempre meno, così una volta Bild vendeva 4 milioni al giorno, adesso è 1 milione. Il problema adesso sono i social media, dove è molto facile far girare fake news e luoghi comuni, e così le ricette dei piatti pseudo-italiani che non lo sono, e avere applausi tra altri tedeschi, così avere così la bolla dove avere applausi per i propri pregiudizi. E questo è un'altra dimensione che non ho studiato adesso, come viene visto la Germania su Twitter o su altro. Certamente uno potrebbe fare un'analisi di questo, e potrebbe anche fare l'analisi dell'Italia su Twitter in lingua tedesca e così via. Questo è un ampio campo di lavoro per chi vuole fare mediazione culturale, è sempre precondizione sapere la lingua, sì. Sì, infatti. Va bene, non so se ci sono altre domande, non mi pare. Non mi pare, no. Io te le ho fatte, ecco, direi possiamo concludere qua, che di solito appunto abbiamo fatto 2 ore, ma con il quarto d'ora accademico. E niente, io ti ringrazio tanto perché ci hai dato molti spunti di riflessione, molti anche materiali che ci hai mandato al corso. Noi li abbiamo letti insieme con gli studenti, adesso ho inoltrato anche i dati che ci hai mandato, li ho inoltrati agli studenti del corso. Ecco, vedo la collega Elena Polledri che sta scrivendo, quindi aspetto se vuole dire qualcosa. Comunque ti ringrazio io sicuramente, ti ringrazio anche lei, ti ringraziano i colleghi e gli studenti che appunto mi stanno facendo cenno che hanno apprezzato il tuo intervento e le tue risposte, ecco, ma anche appunto quando abbiamo letto i tuoi articoli ci hanno dato modo di riflettere su tante cose, e quindi adesso loro sono all'inizio, al primo anno di università, quindi hanno altri 2 anni di tempo per approfondire le loro conoscenze. Vedo che sono motivati a farlo, insomma, l'interesse c'è sempre l'interesse a capire. Allora,
Elena Polledri mi scrive: grazie di questo interessantissimo intervento. Ecco, lei ha una connessione pessima perché è in viaggio e la invitiamo prossimamente a Udine. Ecco, quindi Grazie. ti aspettiamo a Udine.